Il mio viaggio tra i neomelodici era appena iniziato. Stavo scoprendo un vero e proprio star system in miniatura, con le sue regole e le sue leggi. Mi chiedevo come vivono i neomelodici, qual è la loro quotidianità. La mia guida allora mi ha inviato a casa di Gianni Fiorellino, uno degli artisti più famosi di Napoli. Grazie a lui avrei capito molte cose sullo star system campano. Sì, chi è? No, Teo. Oh, allora devi... risuona di nuovo, per favore? Sì? E io ti apro. Sei aperto? Sono andato a trovare uno dei più famosi cantanti napoletani nuovi melodici che si chiama Fiorellino. Ho detto, ma sto nome dato? Ma quale nome dato? Io mi chiamo Fiorellino. Come stai? Io sto bene. Piacere. Prego. Oh. Questa è la mia casa. Buonasera. 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 Che Eccoci meraviglia. qua. Buonasera. Tutto Lei bianco, è la mia tu è compagna. Immacolato. Teresa. Ciao. Molto piacere. E lui è il mio manager. Ciao. Factotum. Factotum. Questa casa bianca, tutta laccata di bianco, tutto cucina, soggiorno, camera letto, OCS, tutto bianco. Pure il cane che ora era bianchissimo. Dico, ma tu hai fatto tutta questa casa bellissima, bianca, tutta brillante. Perché tieni le persiane chiuse? Fa, è perché li guardano da fuori. Io sono partito dal sottoscale. Grazie. Sottoscala che facevi in bianchino? No, mio padre teneva un garage abbandonato, Ah, lo vedi? che era quello della nonna, dove lui già suonava la chitarra con i gruppi, Sì. eccetera. E quindi io ho appreso da lui un po' la passione per la Stai musica. parlando dei gruppi anni 60? Eh sì, più o meno. anni 60, Perché 70, era il rock, mio- era progressive, il mio- Deep Purple. era il Io ho mio iniziato periodo, con John era. Lord. Pam, pam, pam. Io, da quando ero bambino, col pianoforte avevo proprio una carnalità particolare. E verso gli 11 anni, perché facevo già piano bar, ho iniziato a cantare facendo un po' le terze controcanti al cantante di questo piano bar, insomma, no? Addirittura, già il che piano poi bar era, uno dice che poi era mio fa- zio. No, il Ah, gruppo ecco, era mio zio ecco, che cantava, sì. mio padre che suonava la chitarra, io che suonavo le Sai tastiere. che è un po' una cosa comune, perché anche gli altri cantanti che ho visto hanno sempre una storia, un retro musicale o artistico, magari non di musica, ma di teatro, di spettacolo, di cabaret. Massimo Ranieri, che è uno dei miei preferiti, È un grande amico anche. è un signore, canta che fa paura, balla benissimo, o meglio, quello che fa lo ripete, ma lo ripete straordinariamente bene. Ma lui però è uno che secondo me adesso ancora studia ore al giorno, si dedica all'attività, all'arte ore al giorno. Perché il talento ce l'ha, gli piace ballare, il tip tap, magari così, però l'ha studiato. Parliamo di Sanremo. Quali dei due? Ne ho fatti due. Due, quello che sei andato benissimo, che hai vinto. Io in realtà ho vinto un festival di Napoli prima di andare a Sanremo. Tu sai che io ho fatto un festival di Napoli? Ma me l'hanno detto. E come faceva la canzone? Se volevano portare in America perché lei era una ragazza fotogenica, ma Carolina non parte più. E di chi era il testo? Ah, non mi ricordo, Non era ti di una ricordi? donna, di una donna. Però no, io vinsi il Festival di Napoli 99. nell'estate del 99, quindi sì, con Girasole, una canzone molto bella. Sì. E poi dopo un anno incontrai un produttore, in ottimi rapporti con Baudo, che tornava a Sanremo a riprendere in mano la manifestazione. Io proposi una canzone a Sanremo tramite questo produttore e così Baudo fu ti che... prese. E poi da quel momento in poi, per una serie di vicissitudini, io stavo quasi per mollare il colpo. Addirittura. Sì. La mia vita ha subito un grande calo artistico, umano, forse umano no, perché la dignità ce l'ho sempre avuta. Però umanamente pesante. Sì, mortificante più che altro, certo. no? Perché poi il lavoro non era più quello che era, non vivevo più a Napoli, stavo a Milano, insomma ho fatto... Quando sei in quelle condizioni Milano è il posto più terribile. Però a me non mi ha depresso Milano. No, Cioè ma a me dico, mi ha fatto rinascere Milano. Era interessante quello che diceva, cioè dalle stelle alle stalle, di nuovo alle stelle. E adesso credo che lui si sia realizzato proprio in questo modo di essere artista. Napoli mi è stata sempre vicino, io devo a Napoli oggi tutto il mio benessere interiore ed esteriore, perché i napoletani sono un popolo di persone carnali, sono dolci, ti abbracciano, ti avvolgono, e però dall'altra parte ti accoltellano, ti tagliano. Io se domani vado a Sanremo e rappresento la mia città, per me è un onore farlo, Certo. ma dovrebbe essere un onore anche per chi lo guarda fare. Certo.
E spesso non è così. Tu vai alla televisione libera a Napoli, no? Ti sentono a casa loro, vai a Rai 1 su Sanremo e ti sentono meno a casa loro. Questo credo che Però sia purtroppo- un fatto unico al mondo se Sì. se leviamo Nashville o altre città dove la musica è imperante, cioè Vero, la loro musica. vero. E Napoli è una così. delle città che riesce a sopravvivere, vivere e sopravvivere con i propri mezzi, con la propria musica e È col proprio desiderio È vero. di avere i propri artisti vicini. Sì, è È vero, no? È vero, è verissimo. Infatti io quando poi ho deciso e ho sentito il bisogno di iniziare a scrivere delle cose moderne, in napoletano, nuove, la prima cosa che ho fatto, ho scelto di ritornare in casa, quindi proprio fisicamente, perché avevo bisogno di ascoltare, capire cosa accadeva in questo mondo che avevo lasciato, ma per intraprendere un altro mondo più ampio, no? E ho detto, ma tu sei ancora giovane, sei musicista, perché mi risulta che suoni il pianoforte, che suoni la chitarra, insomma, che sei un artista completo. Sei andato anche a Sanremo. Perché sei tornato a Napoli? Perché ti accontenti, se vogliamo, tra virgolette? E lui mi ha detto, io non mi accontento di niente. Io faccio matrimoni, battesimi, compleanni, faccio tutto, guadagno un sacco di soldi, mi diverto, la gente mi vuole bene, io voglio bene alla gente. Quelli non vogliono uscire dal loro territorio, dalla loro musica, dalla gente che li ama. Quindi non è che sono reclusi o rinchiusi in una situazione. Loro vivono una situazione. Sai, io devo fare una serenata a una donna. Ah, E quindi vengo con te. io volessi che tu vieni con me. Che dici? Io vengo. Che ti piace di classico napoletano? Mio padre era amante folle di Sergio Bruni, ad esempio. Sì. Venette da tanto lontana, lo furastier, restai a cantare come oh cielo, lo furastier. Dice a gente che buona fortuna, per 100 anni e per sempre così. Questo è il grande Bruni. Bellissima. Bravo. Bene. Sono appassionato di musica napoletana fin da ragazzino, perché mio padre ascoltava la musica napoletana, ascoltava Sergio Bruni. Si capiva niente. E quindi c'è un po' nel sangue questa cosa. Ma fa sta serenata. Adesso? Mo. Andiamo, ma io sto così, mi metto... Tanto non fa freddo, a Napoli non fa mai freddo. Fa freschino. Non ne ho freddo di Milano, vero? Grazie, grazie. Ciao. Eccolo qua, se ti faccio vedere una cosa straordinaria. È una cosa. Michesimo, pronto? A posto. Posso andare pure io? Poverino, ma come giriamo? Vai. Ma so bella, e guaglione furzella, la sanità, fino in notte quartiera, e guaglione marcellina, la noce da marina, e guaglione cave mondo che di tutta la città, con Masoer, Miriam, e guaglione Carver, Miriam, eccola, c'è pure sta ruba, e io perché non si muore, tanto sazzo ma d'amore, tu non pensi più, questo è tutto per te, che la vuoi sposare? Sì. Viva Francesco, viva Miriam! Si era creata un'atmosfera micidiale. La cosa che mi ha impressionato è che la canzone è una bella, veramente è una bella canzone, una bella melodia, però era velocissima. Sposa, devi scendere giù! Dai, su presto! E io perché non ci muore, tanto saccio ma d'amore non ne pensi più.
cosa. È lei. Quando un senso non amore non ne pensi più. Na na ni 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 na. Io non sono molto bravo a parlare, però dal cuore ti escono sempre le più belle parole e tu mi insegni. Adesso io te lo do il microfono, almeno ti sentono anche loro. Sì. Dai. Vabbè. Allora. Grazie, grazie. Ci vuoi ripensare? Sto scherzando, ovviamente, no? E vi vedo felici. Tu tieni un luogo freddo, eh? Ma che già fai? No. Adesso canti tu. No, io vorrei solo adesso fare una canzone Sì? che sicuramente loro tutti amano. Vieni qua. Ragazzi, voi permettete se mi siedo un attimo a questo vecchio pianoforte di tante date, ma amico di sempre? Waso poeta. Sì. Però, per andare bene, tutto live, rigorosamente live, tramonta lui. La mia università Lourdes nasce e stiamo male, ma senza figurarci parlare. Fammi che indifferentemente tanto sacce che so per te non so più niente E dammi sto veleno, e dagli sto veleno, non aspettare rimane. non aspetta rimane che indifferentemente se tu m'accire io non ti righe niente. E il trionfo tutti, e bravo a te, e bravo a te. Un milanese che fa una serenata a Napoli. Allora, quella canzone lì faceva come da contraltare alla felicità e infatti questi due ragazzi, dopo indifferentemente, va, se si sono presi la mano, si sono baciati, si sono stretti, tutti applaudivano. A un certo momento lui dava il microfono a gente che era lì e questi continuavano. E amore mio, non mi resto mai più niente, senza lui sono finito, ormai che farò fedente. Ala! C'è è il maggio, il maggio, il maggio! Grandissimi! Una meraviglia! Voglio dire una cosa, vedendo grandi, bambini e piccirelli che cantano, si divertono a quest'ora per una cosa bella, però a quest'ora a Milano, se fai una cosa del genere, ti portano via con la, tutta con la casa. polizia tutta la casa. E quindi io ringrazio questo momento bellissimo di felicità che hanno i due ragazzi che hanno trovato l'amore. Questo bel pubblico improvvisato ma che cantava, tutti sapevano le parole della canzone, questo è eccezionale. E poi devo dire che Gianni Fiorellino è un grande artista.
e se volesse potrebbe meritarsi una fama nazionale e internazionale. Però lui ama la sua Napoli, ama la sua gente e fa queste cose che sono belle, non sono una canzone tanto per cantare, sono canzoni per far gioire la gente. Grazie Gianni. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie veramente. Ciao, arrivederci. Ah, serata bellissima, ragazzi. Io non ho mai visto una cosa del genere. Ma tutti, dai più grandi ai bambini piccolini, sapevano le canzoni, ballavano, cantavano. A quest'ora di sera, in un quartiere, diciamo, normale. E... oh, non si è lamentato nessuno. Nessuno che abbia detto fatemi dormire, che è sto casino. No, tutta una gioia. È stata una bella esperienza.